ai nostri microfoni abbiamo il signor Girolamo Majorana. Lei è nato ad Oliveri, è cresciuto qui a Oliveri, ma soprattutto ha vissuto l'esperienza della tonnara. Perché? Certo, perché la mia famiglia era una famiglia di pescatori numerosa e avevo due fratelli che lavoravano alla tonnara e mia madre che era la donna principale della tonnara per fare la rete. D'inverno si faceva la rete e quando si bolliva il tonno lei cercava queste donne più brave, quanto tonno serviva, quanto tonno aveva pescato, veniva informata, se c'erano 100 tonni ci bisognava 50 femmine, se c'erano 20 tonni bisognava 10. Mia madre faceva queste donne più brave, dopo che il tonno veniva bollito, che c'erano due grandi caldaie a bollire il tonno, c'era la lavorazione a terra, lo mettevano su questi, si va a asciugare, lo facevano tutto a pezzettini senza spine, tutto solizionato. Quando intervenivano, dopo 2 giorni, venivano queste femmine con mia madre che controllava tutta questa situazione di lavoro, mettevano questo tonno nelle scatolame. Io mi ricordo, ragazzino, 7 anni, 6 anni, nel 44, 45, 46, 47, potevo entrare solo io nelle tonnare, perché ero figlio dal Zacalore squadrito. Io entravo dentro perché non poteva entrare nessuno. E mi ricordo che mia madre usciva con un pezzettino di tonno nella tasca e era talmente gustosa quella tasca che mi mangiava anche la tasca perché non si poteva uscire il tonno bollito, che profumava, una cosa speciale. E si bolliva il tonno d'estate. Poi con la pesca si cominciava dall'1-2 aprile tutta la ciurma di mare. Infatti nel libretto che ho fatto vedere io ci ho elencati tutti i pescatori, che io l'ho elencate perché abbiamo fatto la bollita del tonno nel 2007 e abbiamo fatto un grande successo veramente, sono venuti milioni di persone qua in questa zona qua. Ma da piccolo le osservava anche le attività che venivano fatte a mare? Certo, perché io con la barca andavamo lì dove tiravano questa rete, poi man mano mi facevo più grande, si andava 2 o 3 con la barchetta a vedere la mattanza di questi tonni qua. Però io onestamente non ho lavorato con la tonnara, ho fatto qualche giorno così quando c'era la gente d'aiuto, come ho raccontato poco fa, ma io alla tonnara non ci sono andato, non per l'età ci potevo andare, anche 4-5 anni, perché qualcuno alla mia età, quando aveva 17-18 anni, è andato alla tonnara. Noi, siccome mio padre avevamo attrezzature di lampare, menaita, per acciughe, sciabiche, per la neonata d'inverno e avevamo tanti impegni di lavoro. E avevo 2 fratelli, che questi 2 fratelli, uno nel 48 andò in Argentina, l'altro dopo aver fatto in marina, nel 50 tornò e andò pure in Argentina, e così loro la tonnara hanno chiuso. C'era soltanto mia mamma impegnata nel 60. Però alla fine per me, il 1960 per me è finita. Io quell'anno è morta mia madre, è morta anche la tonnara. Da quell'anno là la tonnara cominciò a scarseggiare, non pescava più tonni, finché poi io emigrai un po' di anni e ho saputo che la tonnara calò nel 64, una volta nel 65. Però non c'era più tonno. Non c'era più tonno, si pescava un po' di scamaro. E c'era dietro tanto lavoro, venivano impegnate tante persone per la pesca? Per la pesca erano soltanto i marinai, per la pesca. Poi il lavoro veniva quando veniva a terra, c'era la manovalanza di gente quella là che c'erano quelli che lo tagliavano, che lo dovevano bollire, quelli con i carrelli che lo portavano, c'era una ventina di personaggi, anche contadini, erano bravi, loro avevano anni che facevano questi lavori qua, perché il pescatore, una volta che il tonno arrivava sui carrelli, il pescatore della tonnara non c'entrava più. Ogni 200 tonni ci toccava, chiamato il bisciagliotta, ci toccava un tonno gratis per i pescatori, per i 50 pescatori. E sceglievano su quella levata, se prima ne avevano pescato 190 non ci toccava, dai 190 dopo, si capitava che erano i tonni o più grossi o più piccoli, si dovevano accontentare di quello là che aveva 10 o 11 arrivato a 200 e ci toccava un tonno. Io mi ricordo una volta hanno pescato una marea di tonni grossi e hanno scelto 2 tonni, ci hanno messo 2 mazze di fiori su 2 carrelli per distinguere quale pesava più perché si prendevano il più grosso. L'hanno pesato uno 425 kg e l'altro 430 kg. Si sono presi quello da 430 kg, quello là
era sull'ordine dei pescatori, quelli che volevano fare. Il padrone lo poteva anche vendere e gli dava i soldi su quel pesce. Però negli anni dopo 50, quando si è fatto un pochettino questo tonno lo portavano in piazza e lo si vendeva e c'era un guardia municipale portato a tagliare questo tonno e vendeva. E come diceva, tonno da tonnara di pescatore, tonno a 400 lire al chilo. Però tanto di 400 kg massimo che si poteva vendere 100-150 kg, perché allora chi lo comprava il tonno a 400 lire, che non c'era. Però si vendeva così e il guadagno andava a finire ai 50 pescatori. Ma i pescatori, una volta che arrivavano a terra la sera, se ne andavano a casa, quelli della tonnara. Non c'entravano più con lo stabilimento. Lo stabilimento era tutta un'altra lavorazione. C'era addirittura il maestro saldatore, quello che saldava questi latte. Era un genovese, che mi ricordo era un genovese. Addirittura ero piccolino. Sua moglie, quando è venuta di Genova, che venivano annualmente, venivano per 2 o 3 mesi, mi portò un vestitino a me di marinaretto, che me lo portò da Genova, non lo scordo mai, avevo 4 anni, 5 anni. Questo è un palischermo. Venivano utilizzate diverse imbarcazioni per calare la tonnara e poi anche per effettuare la mattanza e il recupero della tonnara. Il lavoro della tonnara era, dopo fatto il crociato che loro mettevano dal giorno 15 fino al giorno 15 di aprile, veniva tutto installato in questo piano qua, tutte barche, attrezzature, rete, tutto. Dopo del 15 aprile facevano tutto il crociato. Il crociato significa tutto lo scheletrato da terra, che veniva un'ancora messo lì dove c'è la vela, nel giardino, 2 ancore grosse per tenere questa tonnara, veniva fino a 2 miglia. A 2 miglia veniva dove c'era il posto che veniva la mattanza. Però questa tonnara da qua, arrivare là, c'era tanta di materiale, di ancore. Posso dire, 30 metri c'era un ancora a sinistra e un ancora a destra per tenere questa tonnara. Il sugarato a galla e poi tutte queste pietre. La pietra della tonnara veniva fatta a capocefalo, c'erano i mastri di quelli che sparavano la pietra e realizzavano queste pietre da 20 kg, 15 kg ciascuno. I pescatori le legavano con la corda e queste venivano per il piombo della tonnara, da terra, dalla spiaggia, fino a arrivare a 2 miglia, tutta a fondale. E a galla c'erano questi sugari che poi negli anni 50 hanno portato le bombole, le famose bombole, ma prima non c'erano cose galleggianti. Questa era l'unica tonnara che c'era a Oliveri? Aveva a Oliveri un'altra filiale, si chiamava Salicà, come l'ho detto nella poesia, San Giorgio, Salicà, Beddo Oliveri, Lutoni e Lupineddo di Lumari, ma quando facevano una levata all'Oliveri, facevano rimare tutte le tonnare. E questo Salicà aveva tutta, anche qua aveva un'altra attrezzatura quanto di questa di Oliveri, però era gestita dalla tonnara di Oliveri e l'hanno calata soltanto dopo la guerra nel 1946 e sono andati un po' di gente di aiuto, quelli contadini, hanno calato questa tonnara a Salicato. Salicato è dopo Portorosa, Marchesani chiamato, lì si chiama così. E lì fino a un paio di anni fa c'era un grande stabilimento, grande, per appoggiare, per dormire la notte, e veniva calata questa tonnara là. Però l'hanno calata nel 1946 e mi ricordo, ero bambino, avevo 6 anni, mi ricordo, anche mio fratello più piccolo è andato per emergenza a lavorare là, che aveva 18 anni, e hanno pescato soltanto un tonno, però hanno pescato tante di quello scamale, chiamiamo alla lunghe, pesantuna, letterate, questi pesci qua hanno pescato tanti. Però non l'hanno più calata, ma aveva a Oliveri un'altra attrezzatura, in quell'angolo là c'era una marea di questi ancore, che erano un quadrato di, come posso dire, 40 metri per 40 metri, sono 50 metri. Ma lei ha questi ricordi ancora così vivi, come se fosse ieri, come mai? Guarda, io non racconto dal 1943, che eravamo spollati lì, che erano spollati quando sono entrate americane. Qui era un campo di tedeschi, perché se parliamo di guerra, se parliamo di queste qua, ne posso raccontare ancora, posso fare dei filmati, veramente, di quello che ho visto. Hanno lasciato un marea di mine qua e bombe e tutto, ma i tedeschi erano accampati qua a Oliveri, tutti accampati, ma non hanno fatto mai un danno a nessuno. Poi una volta che sono entrati americani noi eravamo tutti spollati, io mi ricordo sotto la montagna di Tindere tante, tutti spollati. E da allora io mi ricordo di
di tutto quello che succedeva, perché poi sono successi pure le disgrazie. Complimenti quindi per la memoria. Ma noi Mi ricordo pure che americani, sono passati da Oliveri verso il 15-20 di agosto del 43. Del 43. Sono entrati, i tedeschi sono scappati, sono passati di qua, si sono fermati vicino all'abitoio dove c'è la ferrovia, questi camion, questi americani avevano i sacchi pieni di caramelli. E mio fratello mi ha preso in braccio e mi ha detto digli così, perché i caramelli non ce li davano a tutti 2 o 3 volte. Io ero piccolino, anche nudo ero, perché mi ricordo io ero pure nudo, non avevo neanche mutandine. Mi ha preso in braccio e digli così, allora Gianni, dai i caramelli a me. Io ho detto così, ce l'ho davanti, questo mi ha preso con un braccio, mi ha riempito di caramelli. Nel 1943 agosto. Prima di chiederle cosa ha in mano, le chiedo, ma qual è la ricetta con il tonno che ricorda maggiormente, che ha apprezzato maggiormente, che magari sua mamma preparava? Perché una parte del tonno veniva poi anche cucinato, immagino. Certo, ma il tonno è un pesce, come lo fai è sempre dolce. Il più facile è se fai un po' di brace e ne fai una bella bistecca, una bistecca come una fiorentina di tonno, e lo metti sopra il fuoco, lo fai riscaldare di qua e di là, te lo mangi con un peperoncino e mezzo litro di vino e canti mamma sei tanto felice. E in mano siamo davvero curiosi di sapere cosa, perché ha una grande conchiglia, cosa ha quindi e cosa serve soprattutto. Questa è un'eredità, io ero piccolino e ce l'aveva mio padre a largo mare quando pescavano le acciughe e la lampara, quando l'acciuga veniva sotto la lampara mio padre suonava la brogna per fare la barca che aveva la rete per venire là che c'erano le acciughe, non poteva ritardare perché le acciughe possono passare 10 minuti, un quarto d'ora, poi vanno a travolta via. E si ritrava la rete e si prendevano le acciughe, con la menaita oppure con ciangiola. E io sono nato nella famiglia di pescatori, però è successo che nel 60 partito in marina, fatto 26 mesi di marina, nell'anno che ho detto io, quando per me la tornare è finita, che mia madre è morta, mi hanno chiamato in marina. Non dovevo fare la marina io perché 2 fratelli miei, quelli andati in Argentina, avevano fatto già la marina. Però allora ero maggiorenne a 21 anni e non è stata, ci voleva un certificato fatto dalla mia famiglia. Quindi questo praticamente era il cellulare di oggi, perché una volta si comunicava così. Certo, si comunicava così. Chi ce l'aveva? Che non ce l'avevano, che ce l'aveva. Qua a ce l'avevamo solo mio padre queste qua, anzi ce ne avevamo 2. E quello là, il primo che è partito in Argentina, una se l'ha portata, questo è un ricordo mio, se l'ha portata in Argentina. Allora, ci fa vedere come funziona? Funziona fino a 3-4 anni fa, non avevo 83 anni come ora, la facevo suonare forte. Ora il fiato mi comincia a mancare, però ci proviamo, vediamo. Perché c'ha più da 30 anni che la sono qua a Oliveri, che mi hanno chiamato per tutte queste manifestazioni per raccontare. Però guardi, la cosa più che mi è rimasta, la tonnara è come mestiere, perché io per me in mare ho cambiato, guardi, io ho lavorato 7 anni in Svizzera, ero specialista sul mio lavoro, facevo quella pittura che ha detto il mastro, la pittura di resina. Però era chimica e mi faceva male, la ciba mi fece male, mi ho operato a uscio e tutto. Andai in Argentina a trovare questi 2 miei fratelli che non li vedevo dal 1948, nel 70, andai là, lasciai la Svizzera e andai là e ho trovato, in Svizzera avevo il portafoglio pieno di soldi, che mensilmente mi pagavano e non sono di soldi. In Argentina trovai un mangiare a bizzeffa, come si dice, l'arabo, di carne e tutto, e c'erano i miei fratelli e i miei nipoti e mi è piaciuto pure. Però quando ritornai a Oliveri non ho potuto cambiare il mio mare che ci sono nato per me, e io, guardi, io ho 83 anni, però questa salute io l'ho trovata con il mare, perché mi ricordo ci c'erano amici miei che si alzavano alle 10 di mattina e sono morti. Io mi alzavo tutte le mattine alle 4 da 10 anni in poi a lavorare a mare e sono questo qua. Ancora io vado a lavorare a mare a pescare e ce la faccio ancora. Però l'anno scorso ho avuto una batosta, ho preso un'ischemia cerebrale e a pescare non mi mandano. Però quando vado a pescare sono più forte di quando sono a casa.